In attesa del cambio di velocità del piano vaccinale dell'ULSS 7, che dovrebbe arrivare da fine mese con l'aumento di dosi fornite da Pfizer, si prosegue consumando i vaccini presenti in magazzino e difatti il Veneto è tra le prime regioni d'Italia per l'uso delle dosi, che supera il 90% di quelle disponibili. Abbiamo fatto all'incirca 2300 vaccinazioni grazie all'arrivo del vaccino Pfizer. In questa settimana andiamo avanti con questa numerosità di vaccini, circa la metà grazie al contributo dei medici di base che ieri hanno iniziato a vaccinare sia con l'AstraZeneca che con i Pfizer. Quanto alle categorie da vaccinare come priorità sono tre: i cittadini con un'età compresa tra 70 e 79 anni. Anni 70 e 79 abbiamo fino ad oggi vaccinato il 43% della popolazione. Contiamo di andare avanti con questa numerosità e con l'aiuto dei medici di base per completarla entro il 5 maggio all'incirca. Ci sono poi i cittadini fragili, vaccinati al 52%, e quelli che hanno la certificazione della legge 104, coperti al 64%. Per queste categorie sono aperte le prenotazioni e intanto si pensa al futuro. Il numero maggiore di dosi ad oggi è certo per quanto riguarda il Pfizer. Passiamo da una quota settimanale come azienda 7 di 8.000 a 15.000. Non abbiamo ancora purtroppo però informazioni certe sulle dosi di AstraZeneca. Dovrebbero arrivarci anche delle quantità di vaccino Johnson & Johnson in monosomministrazione e analogamente per il Moderna abbiamo una certezza solo nel garantire le seconde dosi.